Buonasera, in apertura di questa edizione del nostro giornale gli aggiornamenti sul coronavirus con il consueto bollettino della Regione Calabria. Oggi si registrano 9 casi in più rispetto a ieri, in totale sono 1047 i positivi. Ad oggi in Calabria sono stati effettuati 23.914 tamponi, i dati contenuti nel consueto bollettino della Regione. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.047, 9 in più rispetto a ieri. Quelle negative invece sono 22.867. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 53 in reparto, 2 in rianimazione, 85 in isolamento domiciliare, 39 guariti e 27 deceduti. A Cosenza 32 pazienti in reparto, 3 in rianimazione, 317 in isolamento domiciliare, 40 guariti e 23 deceduti. A Reggio Calabria 31 in reparto, 2 in rianimazione, 150 in isolamento domiciliare, 45 guariti e 15 deceduti. A Crotone 14 in reparto, 74 in isolamento domiciliare, 18 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 3 in reparto, 53 in isolamento domiciliare, 10 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 6.922 così distribuiti: a Cosenza 1.451, a Crotone 1.576, a Catanzaro 1.744, a Vibo Valentia 356 e a Reggio Calabria 1.795. Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione sono 15.737. Per quanto riguarda il caso Torano, la Regione precisa che attualmente i contagiati risultano complessivamente 78. Ne sono stati notificati 22 il giorno 14 aprile, 36 il 16 aprile, 9 il 17 aprile, 11 il 18 aprile. Poiché sono ancora in corso screening e verifiche, i dati potranno essere ulteriormente aggiornati e dei nuovi positivi di oggi 6 sono contatti stretti riconducibili proprio al focolaio di Torano. Ci racconta la sua malattia Antonio Simarco, il consigliere comunale di Rogliano, dimesso oggi dall'annunziata di Cosenza. Il coronavirus aveva contagiato gran parte della giunta della città del Savuto. Dopo più di un mese Simarco dunque lascia l'ospedale. Ha lasciato l'ospedale di Cosenza nel pomeriggio di oggi Antonio Simerco, il consigliere comunale di Rogliano affetto da coronavirus. Ora lo attende un periodo di quarantena nella città del Savuto. È stanco ma felice per aver vinto la sua battaglia. Sono stato collocato in fase dimissionaria, sarò quindi nel più breve tempo possibile a Rogliano in un appartamento collocato a riposo, isolato per una quarantena, quindi 15 giorni e quindi diciamo che sostanzialmente da oggi ufficialmente posso dire di essere guarito dalla polmonite da coronavirus. Il tutto nasce 35 giorni fa in seguito a febbre, una febbre un po' ballerina con pochi sintomi, con tosse, un po' di respirazione eccessiva che chiaramente nell'arco di una settimana si è aggravata a tal punto che diciamo, al settimo giorno, per problemi sopraggiunti in seguito ad uno svenimento anomalo anche atipico, è stato chiamato il 118, prontamente portato a Cosenza presso il triage, dove hanno da subito hanno provveduto ad avviare tutto il protocollo, la TAC e quant'altro. È emersa questa polmonite da virus e quindi il ricovero presso la terapia, il reparto di pneumologia e malattie infettive, e da lì il protocollo ovviamente con queste nuove terapie sperimentali per abbattere questo virus. Ad oggi diciamo, possiamo dire di essere soddisfatti e di aver sconfitto il coronavirus e anche la polmonite. E per cercare di contenere il contagio bisogna stare a casa, uscire solo per motivi di salute, di lavoro oppure di necessità. E a Montalto-Fugo si intensificano i controlli. Sentiamo il sindaco Pietro Caracciolo. Rimane in vigore l'obbligo per tutti di stare a casa e di uscire meno possibile per fare la spesa e soltanto per
delle situazioni di pura necessità. Io vi anticipo una cosa: finora abbiamo controllato prevalentemente le auto, da domani i controlli dei nostri vigili si attueranno anche sulle persone che circolano a piedi, per cui chi deve andare a fare la spesa deve portare con sé l'autocertificazione, perché noi vogliamo controllare chi va e quante volte si reca nei supermercati. Chi sarà beccato in coda senza l'autocertificazione ritornerà a casa, non gli verrà consentito di fare la spesa. Bisogna essere molto rigidi, perché questo virus è troppo allarmante per tutti quanti noi, ed io da primo cittadino ci tengo a che nel territorio di Montaltofugo il virus non si faccia strada, e confido veramente in tutti quanti voi, nella sensibilità e nel senso civico di tutti i cittadini di Montalto, perché ciò non avvenga. Grazie. E sentite invece adesso cosa è accaduto a Stefanaconi nel Vibonese. Apre il salone da parrucchiere e, sorpreso dai carabinieri, si dilegua lasciando uno dei 2 clienti presenti nel locale con i capelli in fase di taglio. Nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato proprio al rispetto delle norme anticontagio, i carabinieri della stazione di Sant'Onofrio hanno sanzionato il parrucchiere e i 2 clienti. Nel prossimo servizio invece i controlli a Mirto. Io mi trovo nella macchina con il comando della polizia locale, sono con il comandante e un altro agente e stiamo continuando il nostro controllo di routine, stiamo seguendo più che altro i loro controlli che stanno effettuando su tutto il territorio. In questo momento stiamo percorrendo via nazionale. Mi raccomando, se c'è gente che viene senza la mascherina e guanti, non le fate entrare. Ok, buon servizio, grazie. Grazie. Ma come vedi già stanno rispettando adeguatamente le distanze. Comandante, dove stiamo andando in questo momento? Ci stiamo recando e siamo in realtà già sopraggiunti nella frazione Fiumarella del comune di Crosia. In questo territorio ci sono circa 6 persone che sono state oggetto di misura di quarantena obbligatoria, in quanto evidentemente rientrati da paesi del nord. Signora, buonasera, favorisce i documenti per cortesia, la patente, la carta di circolazione. Dove era diretta? Ha un'autocertificazione? Abbiamo un volontario che può misurare la pressione corporea. È buona, è buona. Negativo, grazie. La situazione dei contagi in provincia di Cosenza si è aggravata subito dopo Pasquetta con il caso di Villa Torano. Pazienti e operatori risultati positivi ai test come degenti dimessi nelle scorse settimane che risiedono in alcuni comuni del Cosentino. Noi oggi siamo andati a Rotagreca per capire come lì si vive questo momento delicato. Il focolaio di Villa Torano sta creando preoccupazione in quei comuni limitrofi del Cosentino dove si fa la conta dei positivi al Covid. Fra questi anche alcuni paesi arbresci come Rotagreca, dove sono 3 le persone contagiate, 2 anziani che nei primi giorni di aprile erano ricoverati nella struttura ed una persona che ha avuto contatti con un operatore sanitario. Il sindaco Giuseppe De Monte ci spiega qual è la situazione. La situazione c'è da dire che non è bella, perché nel momento in cui c'hai a che fare direttamente con notizie del genere ti viene da dire che non è bella.
purtroppo sono delle cose che comunque metti in preventivo e oggi ci tocca direttamente toccare con mano queste situazioni. Non è un dato allarmante, parliamoci chiaro, perché Rota Greca conta circa 1000 abitanti e soltanto stamattina ufficialmente con documento l'ASP ci ha comunicato la positività di 3 nostri residenti. Non è allarmante, però è comunque preoccupante. È comunque preoccupante perché tutti sappiamo quelle che sono le condizioni oggettive di questi giorni e quindi ci impone a maggior rigore e maggior controllo a tutti quanti che siamo preposti a amministrare e a controllare questo fenomeno. Al momento l'ASP ci ha comunicato la positività di 3 casi. 2 di questi sono degli anziani che hanno fatto rientro dalla struttura, dalla residenza sanitaria Villa Torano i primi del mese e quindi soltanto dal momento in cui apprese quelle che sono state poi tutti i fatti di Villa Torano, a seguito di una mia ordinanza sindacale, siamo venuti a conoscenza della presenza sul nostro territorio di questi anziani. Lo hanno chiaramente fatto presente e quindi già dal primo momento abbiamo provveduto a quello che è l'isolamento domiciliare e quindi poi darne subito tempestiva e immediata comunicazione all'ASP, con la quale poi siamo intervenuti ufficialmente con la quarantena. Al momento tutto resta sotto controllo, ma la denuncia del primo cittadino è che gli amministratori operano per fronteggiare l'emergenza in completa solitudine. Ci conforta quella che è la vicinanza delle forze dell'ordine nei confronti dei quali va il nostro grazie più sentito e tutti quelli che sono gli operatori di pubblica sicurezza. Un grazie anche ai collaboratori, quindi tutti ai sanitari dell'ASP con i quali interagiamo quotidianamente e con i quali stiamo cercando di tenere sotto controllo oggi ancor più di prima e monitorare tutta quella che è la situazione. Al momento è sotto controllo la situazione a Bocchigliero che prova ad uscire dalla zona rossa. Bocchigliero prova ad uscire dalla zona rossa, lo chiede il sindaco Alfonso Benevento che ha preparato un dossier da inviare alla regione per dimostrare che la situazione del comune silano è ormai sotto controllo. In effetti, dallo screening effettuato nei giorni scorsi, sono emersi risultati più che rassicuranti. Nella casa di riposo Santa Maria il focolaio è quasi totalmente spento. Degli 11 ospiti positivi sui 15 complessivi, solo per 3 sottoposti a tampone è risultata ancora presente la positività al Covid-19. Tra questi, per un anziano è stato disposto il trasferimento in ospedale perché nonostante la terapia persisteva la febbre alta. 2 i dipendenti ancora positivi, entrambi sono in quarantena nelle proprie abitazioni e saranno nuovamente sottoposti a test nelle prossime settimane. Per gli altri che avevano contratto il virus, il doppio tampone ha dato esito negativo. Audizione oggi del ministro Lamorgese in Commissione Affari Costituzionali della Camera. Le mafie, ha detto, sono pronte ad inserirsi nella fase di riavvio delle attività economiche. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, lancia l'allarme: le mafie pronte ad inserirsi nella fase 2. Durante la sua audizione in videoconferenza davanti alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, il ministro ha sottolineato che il contesto economico e finanziario che si va prefigurando per la fase post-pandemica potrebbe evidenziare margini di inserimento della criminalità organizzata nelle fasi di riavvio delle attività. Sollecitata dunque la massima attenzione delle forze di polizia per intercettare nuove dinamiche nelle azioni criminali. Il momento che stiamo attraversando è sicuramente uno dei più difficili della storia della Repubblica, e ciò sia per la situazione contingente sia per gli effetti che determina. L'attuale fase di emergenza sta di fatto incidendo profondamente sul tessuto economico e sociale. Le restrizioni straordinarie alla mobilità dei cittadini, alla funzionalità dei commerci, determinano inevitabilmente ricadute sulle attività sociali ed economiche. Il contesto economico, finanziario che si prefigura nella fase post-pandemica potrebbe evidenziare margini di inserimento per la criminalità organizzata nella necessaria fase di riavvio delle attività economiche, atteso che la crisi attuale causerà un deficit di liquidità, una rimodulazione del mercato di lavoro, nonché l'afflusso di ingenti finanziamenti pubblici, sia nazionali che europei, volti a sostenere la ripresa economica.
Fondi europei non spesi dalla Regione, l'appello alla cittadella di Laura Ferrara ad utilizzare le risorse, milioni di euro a disposizione ancora della Calabria. Ritardi della Regione nell'utilizzo dei fondi europei. La Calabria avrebbe speso per lo sviluppo urbano solo 3 milioni su 191, la denuncia dell'eurodeputata Laura Ferrara, che invita i vertici della cittadella regionale ad utilizzare le risorse. Nella sua ultima risposta a una mia interrogazione, la Commissione europea mi informa che dei circa 191 milioni previsti per le strategie di sviluppo urbano sostenibile, la Regione Calabria ne ha finora spesi soltanto 3. Insomma, l'ennesimo ritardo sulla programmazione che questa volta potrebbe però essere un'occasione per la nostra terra. C'è la possibilità di ricollocare queste risorse, dunque il mio invito è rivolto all'amministrazione regionale affinché acceleri sui tempi e promuova misure di sostegno al reddito o misure di sostegno al potenziamento della rete sanitaria regionale, aiuti alle imprese o anche ai lavoratori autonomi. Alla luce peraltro degli ultimi provvedimenti europei che prevedono la possibilità di piena mobilitazione di tutto il sostegno finanziario europeo non utilizzato e soprattutto massima flessibilità per gli Stati membri nel riutilizzo di questi fondi, ecco, non ci si può permettere di perdere altro tempo. Il governo ha già messo concretamente in campo una serie di azioni per contrastare la crisi dovuta alla pandemia del Covid e altre ne verranno sicuramente nei prossimi giorni, ma sappiamo che tutto ciò non basta. La Regione Calabria faccia la sua parte. Una barella di biocontenimento, 1000 mascherine chirurgiche e 50 camici protettivi monouso sono stati consegnati all'ospedale di Castrovillari, materiale acquistato grazie ad una raccolta fondi. È stata consegnata all'ospedale di Castrovillari una barella di biocontenimento, oltre a 1000 mascherine chirurgiche e a 50 camici protettivi monouso. Gli acquisti sono frutto della raccolta fondi Castrovillari anti-Covid-19 promossa dai giovani Davide Mirone e Paolo Falcone tramite la piattaforma online GoFundMe. Le donazioni arrivate da ogni parte d'Italia, ma anche dal Canada e dall'Australia, sono cresciute in maniera esponenziale. In meno di 2 settimane la cifra raccolta è volata oltre 13.000 euro. La barella di biocontenimento, in questo momento di necessaria importanza per gli ospedali di cui la struttura di Castrovillari ne era sprovvista, è di primaria importanza nel trattamento dei pazienti affetti da Covid o sospetti tali, poiché favorisce il trasporto del paziente nei reparti, evitando il contagio del personale medico e degli ambienti che attraversa. Anche se il nostro non è un ospedale destinato alla cura delle persone infette da Covid, però possono capitare per altri motivi, perché magari vengono per altre questioni cliniche, però risultano poi contemporaneamente infetti. In questa maniera è possibile percorrere degli ambienti ospedalieri senza contaminare, risparmiando le persone. E adesso l'appello del Comitato Educhiamo per salvare le strutture educative nell'attuale drammatica fase di emergenza sanitaria. Sono Cinzia Blefari, titolare del Centro Servizi per l'Infanzia La Tatarrende, Asilo Nido e Scuola Infanzia Paritaria e sono una delle 2 referenti in Calabria del Comitato Nazionale Educhiamo, nato in questo particolare periodo per sostenere il settore 0-6 anni. Chiediamo aiuto a gran voce alle istituzioni perché il nostro settore è stato il primo ad essere stato bloccato e probabilmente sarà l'ultimo a riprendere le regolari attività. Ci siamo rivolti alla Regione Calabria nella persona del Presidente, onorevole Iole Santelli, al dottore Gianluca Gallo, assessore welfare, politiche sociali per la famiglia, e alla dottoressa Anna Perani, dirigente pubblica istruzione. Chiediamo un aiuto, un sostegno economico per il pagamento dei costi fissi in questo periodo di chiusura, soprattutto i canoni di locazione, sotto forma di sostegno alle famiglie per poter continuare a pagare le rette o direttamente alle strutture tramite i fondi PON non impiegati o tramite i fondi 0-6 anni. E chiediamo di snellire le procedure burocratiche per poter dare subito la liquidità alle imprese. Diversamente il nostro settore sarà destinato a scomparire completamente, causando la perdita di migliaia di posti di lavoro e causando un ulteriore problema alla ripresa per i genitori che non troveranno più le strutture educative per i propri figli. Grazie per l'attenzione e attendiamo un cortese riscontro dalle istituzioni.
E adesso le previsioni del tempo. Una vasta area depressionaria interessa tutto il Mediterraneo centrale, apportando diffuse condizioni di tempo perturbato. Domani, in nottata e al primo mattino, residue precipitazioni sul Cosentino, poi ampie schiarite. Dal pomeriggio però nuovo peggioramento a partire dai settori meridionali con piogge sparse in estensione entro sera alle restanti zone, temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti, domani mari mossi o molto mossi con venti moderati dai quadranti occidentali. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Vi lascio la nostra copertina di chiusura, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. L'esperienza e il confronto quotidiano con i colleghi psicologi e psicoterapeuti dei servizi sociosanitari viene fuori vengono fuori una serie di difficoltà da parte dei cittadini. La prima difficoltà è l'assenza delle relazioni umane, l'assenza delle relazioni sociali. Questo naturalmente, se da un lato ci mette in una condizione di ansia, di preoccupazione, dall'altro però consente di poter andare a rimodulare e quindi dare un giusto peso a quelle che sono le relazioni umane e quanto sono importanti. L'altro aspetto è sicuramente riguarda i giovani che, a differenza degli adulti, stanno mostrando meno stress della chiusura, sia perché naturalmente con l'utilizzo delle tecnologie, dei social eccetera, riescono a compensare, ma viene fuori un senso maggiore del bene comune, nel senso che questa costrizione non è tale, ma è una scelta per il bene comune. Sicuramente qualcosa cambierà, ma io sono sicura che cambierà in meglio e auspico veramente che la politica e l'economia venga sempre centrata di più sull'essere e non sull'avere, e che si rispetti maggiormente quello che sono i bisogni dell'uomo e si rispetti maggiormente l'ambiente.